Sabato e domenica doppio appuntamento con le giornate del FAI. Stamani conferenza stampa di presentazione a Casa San Filippo della manifestazione. Sono le giornate di primavera, quali sono gli appuntamenti e i dettagli? Intanto siamo particolarmente contenti perché riusciamo a dare alla Agrigento e provincia un altro fine settimana di festa dopo la sagra del mandorlo in fiore. Gli appuntamenti sono tanti perché effettivamente apriamo in ben 7 comuni e siamo particolarmente felici di questi. Ci spostiamo da Palma Montechiaro a Canicattì, a Naro, a Porto Empedocle, eccetera. Aprire per noi un bene significa aprire anche noi stessi agli altri. Ad Agrigento abbiamo un bel percorso perché ci spostiamo in una zona chiamata Insolita Agragas, natura e storia, che invitiamo tutti a vedere. E poi ci spostiamo anche ad Aragona, per esempio, dove abbiamo il Palazzo Principe con gli affreschi del Borremans, oppure per esempio a Favara, dove abbiamo due bei palazzi, Palazzo Fanara e Palazzo Cafisi, oltre il municipio e altri simpatici posti, due belle chiese, devo dire anche bellissime, a Palma Montechiaro e poi anche a Porto Empedocle, dove abbiamo la Torre Carlo V, il porto e la Capitaneria di Porto, e a Naro, dove abbiamo il castello. Davvero un programma ricco e speriamo che tutti vogliano venire e vogliano essere generosi con noi, perché è anche la nostra giornata di raccolta fondi e quindi speriamo vogliano iscriversi al FAI. L'ente parco quale struttura ha scelto di mettere a disposizione del FAI per queste due giornate? Allora, tutta l'area attorno al Tempio di Demetra e quindi aree che normalmente non sono visitabili. I nuovi percorsi che abbiamo realizzato per una fruizione ambientale del parco e il quartiere punico. Alle giornate del FAI prenderanno parte anche le scuole, ormai è una consuetudine. I ragazzi delle scuole vengono annualmente coinvolti per poter illustrare i beni che vengono annualmente selezionati per le iniziative del FAI a tutela del patrimonio presente in Italia. Questo rappresenta sempre un momento particolarmente importante, stimolante dell'anno scolastico e dell'esperienza formativa dei ragazzi, perché significa sensibilizzarli al valore del patrimonio, consentire dei percorsi di conoscenza attraverso cui anche siti di interesse archeologico, artistico, storico-culturale possano essere conosciuti, studiati e meglio anche apprezzati e valorizzati. Gli studenti hanno sempre partecipato alla giornata del FAI proprio perché crediamo in in questa iniziativa e già i ragazzi si stanno interessando, scegliendo tra quei monumenti proposti quelli che vanno valorizzati. È un'esperienza gratificante per i ragazzi, si sentono protagonisti e riescono a cogliere le bellezze del nostro territorio.